signor? Il suo nome, per favore? Castrucci Rolando. Castrucci Rolando. Vuol dare le sue generalità per cortesia? Come si chiama e dove è nato? In che data? Dove risiede? Ci sente poco? Sono sordo, sento poco io. Certo. Dove è nato, signor Castrucci? A Firenze. In che data? Il 21 d'agosto 1922. 21 o 22 agosto? 21 d'agosto 21 agosto 1922. Residente dove? A Monte Firidolfi, Val di Pesa, comune di San Casciano. A Monte Firidolfi. Basta così. Vuol leggere? Ci legge bene? Ecco, la vuol leggere ad alta voce? Ma la posso anche leggere. Sì, legga. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco, bene, grazie. Senta, signor Castrucci, adesso vuole rispondere alle domande del pubblico ministero? Magari vuole voltarsi verso di lui per capire meglio? Ecco, mettiamogli il microfono. Ecco, magari cerchiamo di alzare la voce. Va bene. Signor Castrucci, lei ha detto abita ora a Monte Firidolfi. Abita a Monte Firidolfi. Ha Sì. sempre abitato lì o solo da un certo periodo? Sempre lì. Sempre abitato a Monte Firidolfi. Che mestiere faceva, se ora è in pensione, o che mestiere fa ora? Quale è stato il suo lavoro o quale è? Ero titolare di un'impresa di costruzioni, cioè avevo un'impresa di costruzioni A Monte Firidolfi. a Monte Firidolfi. Ha conosciuto Pacciani Pietro lei? Sì, l'ho conosciuto perché ho restaurato la casa su ordine di Marchese Rosselli, ho restaurato la casa dove abitava lui. Ha mai visto se Pacciani dipingeva? Sì, Le è rimasto impresso? O cosa dipingeva? no, questo non lo so. Allora, quando ha visto che dipingeva, cosa dipingeva? Perché se l'ha visto, Sì. faceva quadri, dipingeva sui muri, faceva quaderni. No, ho visto dei quadri. Che faceva lui? E li faceva lui personalmente? Lei l'ha visto o gli ha detto sono quadri miei? Sono quadri miei. Ah, questo non lo so. Lei come mai ha il ricordo che lui dipingesse? Gliel'ha detto Pacciani e ha visto dei quadri. Che vuole, le sue cose sono successe più di 20 anni fa e Sì. come si fa a ricordare? Ha ragione. Certo. Vediamo in altro modo. Io le ho fatto la domanda, sa se Pacciani dipingeva? Lei mi ha detto di sì. Sì, E ha visto dei quadri. sì. È stato Pacciani che le ha detto questi quadri li ho fatti io? Senz'altro è stato lui. Io penso di sì. Che sia stato Lei lui. non l'ha mai visto dipingere? Non me lo ricordo. Ha mai visto se in casa aveva attrezzatura per dipingere? Pennelli, colori, matite? Cavalletto, che so. Non se lo ricordo. Come si fa a ricordare? Certo. Mi scusi, erano... Di tutti i detti particolari, Ha non è ragione, possibile. ha perfettamente ragione. A lei è rimasto impresso di aver visto dei quadri. Sì, quelli sì. Erano quadri di paesaggi o di persone? O raffiguranti persone? No, persone no, mi sembra di no. Erano paesaggi? Sì, Erano a colori o in bianco e nero? a colori mi sembra. Erano in casa attaccati alle pareti o erano da qualche parte? Sì, alle pareti, sì.
C'era qualche quadro che raffigurava paesaggi toscani, Monte Firidolfi ad esempio? No. Non lo ricorda? Non mi ricordo di certi particolari. Erano numerosi i quadri o era un solo quadro in tutta la casa? Chi lo sa? Non lo ricordo. Passiamo a un altro argomento. Pacciani le ha mai mostrato una pistola? Sì, nell'essere a lavorare, e questo che mi sono sempre ricordato, nell'essere a lavorare lì, quando mi fece vedere una pistola. Si ricorda, può collocare nel tempo questa volta in cui le mostrò la pistola? Quando c'era a lavorare a restaurargli la casa. Allora proviamo con i suoi è... ricordi a vedere quando fu questo restauro della casa, in che anni o in che anno fu? Non ci riesce. Non c'è più nemmeno le fatture, è più diventato. Con il suo ricordo, in che epoca il proprietario Rosselli del Turco fece restaurare questa casa? Lei cosa faceva? Aveva l'impresa da solo? Aveva degli operai? Ce l'avevo insieme con un altro, la ditta era Castrucci e Lotti. Ecco. Era tanto tempo che il Pacciani abitava in quella casa o era appena arrivato? Non lo so. Non lo so questo. Non lo so. Vediamo di ricostruirlo poi in altro modo. Le mostrò questa pistola, lui era in casa? Sì. Quindi la pistola l'aveva in casa? Quando l'aveva in casa, l'aveva in mano quando me la fece vedere. L'aveva in mano. Così. Di questa pistola lei ricorda qualcosa o no? No. Era una pistola molto piccola o molto grande? No, era piuttosto piccola. Era chiara o brunita, oscura? Non posso dire. Io non le voglio fare come l'era. Voglio vedere se lei si ricorda, se era. Non me lo ricordo. Non lo ricorda. Non me lo posso ricordare di certe cose. Giustamente. Sì, ma Giustamente. nessuno ne dice nulla. Nessuno Ho 72 anni. Nessuno pretende, No, certo. Signor Castrucci, che lei lo Non si ricordi. preoccupi. Stia tranquillo, cerchiamo solo di vedere Non posso dire una cosa per un'altra. come mai. Ma nessuno lo lei vuole. non la deve dire una cosa per un'altra, signor Castrucci. Lei deve dire quello che ricorda, se lo ricorda. Allora proviamo in un altro modo. L'ho detto. Mi permetta ancora un attimo. Come mai il Pacciani nel discorso le mostrò la pistola? Parlavate di qualcosa? Cioè, lei stava restaurando la casa, lui arriva e dice guarda c'ho una pistola, oppure era un discorso che in qualche modo poteva... La domanda, signor pubblico ministero. Come mai... L'ho fatta prima. Come In mai... quale occasione? Come mai le mostrò questa pistola? C'era un discorso tra di voi? Non ce l'ho la parola giusta per rispondere a questo fatto io. Stavate parlando di caccia, non lo so, di... La domanda, signor pubblico ministero. Stavate parlando di caccia, è No, una e domanda. questa presuppone la risposta. Stavate parlando di armi. Che cosa stavate parlando? Questa è la domanda giusta. Di che cosa stavate parlando? Scusi, Prego. Di lavoro. Di lavoro. Di lavoro, sì. E quindi in pratica il motivo, lo spunto... No, può darsi che questa pistola, non so, l'abbia avuta in una camera in dove c'era da lavorare e nel levare la mobilia che c'era, la roba che c'era, le è uscito fuori anche La pistola, anche questa pistola. Capisco. Può essere quello, non lo so. Ecco, quindi è un'ipotesi sua E però. altre cose no, non me la In realtà non è me la chiaro. fate Questa mia potrebbe vedere essere più avanzata. un'ipotesi, quindi Quello no. non lo ricorda, va bene. Lei ha mai visto, a parte quella volta, pistole in vita sua? A parte la volta in cui gliela mostrò Pacciani, forse nei modi che lei ora ci ha descritto, ha mai visto in vita sua altre pistole? O era la prima volta che vedeva una pistola? Le pistole le avevo viste poverini. In guerra. E sono ferito anche, ho fatto il partigiano con il presidente Pertini
Sono ferito, c'ho ancora una pallottola addosso. Ha visto, allora è la persona le pistole le adatta. conosce. È la persona adatta per vedere, di capire che pistola era. No. Lei ha detto era No. No, non è la persona adatta No, perché no, forse, no, no. perché No, forse la non vide me ne- poco. Non me ne intendo per niente. Non se ne intende. Se era una pistola a tamburo, lei sa cos'è una pistola a tamburo? E anche questo non me lo ricordo. Però ha fatto questa ipotesi alla polizia. Lei ha detto forse era una pistola a tamburo. Scusi, signor Può signor darsi. pubblico No, ministero, mi chiedo- faccia la domanda per cortesia. La Mi domanda dispiace. è- Pistola a tamburo. Era una No. pistola a tamburo? Non se lo ricordo. Io le dico, è vero che alla polizia ha fatto questa ipotesi, che fosse una pistola a tamburo? Può darsi l'abbia detto anche in quella maniera. E Ora non come- se lo ricorda. Gli è più di un anno, o di certo. Non ho altre domande, grazie. Signori avvocati? Nessuna? Allora, avvocato Bevacqua, l'avvocato vuol farle qualche domanda anche lui. Ma più che fare le domande, io mi permetto di rileggere quello che lei disse. Ma non lo so, ha finito. Faccio le domande. Se no lo leggo io. Infatti lo leggo io. E dunque lei come fu chiamato, da chi fu chiamato e perché fu chiamato? Dove? Non lo so, me lo dica lei dove. Cioè Dai. questa vicenda, per questa vicenda. Chiamato da fu chi? Carabinieri, polizia, vuol dire l'avvocato, per deporre, per testimoniare, per raccontare quello che sapeva. Sono andato sì dai carabinieri, ma mi ci hanno portato da quella polizia, dai carabinieri. Ecco, il primo contatto che lei ha avuto con loro è stato di sua iniziativa oppure di iniziativa dei carabinieri? Cioè è andato lei da loro o sono venuti loro da lei? Loro, gli uomini? No, non sono venuti loro da me. Mi dica, che cosa le hanno detto? Ma mi hanno fatto montare su una macchina e mi hanno portato in giro. In giro? Sì, in giro. Beh, E hanno detto un sacco di barzellette. Sentiamo. Sì, perché A lei? le inventavano di tutte per sapere qualcosa da me. Uno so che volevano dirti, me glielo dissi. Ma che cosa allora, vediamo un po' di queste E dopo barzellette. siamo andati. Cosa le avevano raccontato? Ce le racconti anche a noi, così stiamo allegri. Cosa le raccontavano? E dopo siamo andati dai. No, mi dica dai una carabinieri. barzelletta di queste, via, ci racconti un po' di queste. Il Presidente vuole sapere le barzellette, quello che le hanno raccontato. Cioè, cosa... Barzellette, l'ho detto, barzellette per modo di dire, Va sono bene. cose così. Se la ricorda qualcosa di queste così, mentre giravate? Cosa le raccontava? Cosa le diceva? E lei questo se lo ricorderà. Provi a Dice. dire. Cosa le Vogliono sapere l'amicizia che ci poteva essere fra me e questo signor Pacciani. Mi spieghi che voglio dire, ho avuto l'occasione di conoscerlo perché gli ho restaurato la casa per ordine di Marchese Rosselli in dove abitavano, poi non ci ho avuto più contatti con lui, sicché E le hanno domandato tante altre cose, probabilmente, o no? Le hanno domandato tante altre cose di lui, che tipo era, che carattere aveva, se era focoso, le hanno domandato tutte queste cose, volevano sapere da lei qualcosa di preciso, o no? io prima di tutto non le capisco tutte quelle Bisogna lei... Cioè, ma non posso toccare perché mi hanno vietato di non toccare No, il bisogna, microfono, avvocato, se no mi piglio la scossa. Già non sono vada 20. troppo veloce nelle domande, perché Ecco, non senta, riesce a... ecco, allora guardi me, sì, Senta, lo guardi, sì. Cioè, lei quando è entrato in questa macchina, il primo approccio, sa cosa significa l'approccio? Quando sono entrato, dice, venga signor Castrucci, in macchina, la dobbiamo portare. Lei ha avuto un po' paura o no? mi hanno detto polizia criminale, mi hanno fatto vedere i documenti e dovevo andare con loro. Vabbè, Polizia criminale. criminale. Forse hanno detto criminal Poi? polls, Criminal si fa prima. Vabbè. No, per evitare magari Quindi allora suggestioni. le hanno fatto vedere il tesserino, Che naturalmente. c'era scritto criminal Dopo polls, Quindi erano una persone mezz'ora. in borghese. Quindi si sono qualificate per fortuna. Sì. Ecco, no, così Erano per- in borghese? Erano in borghese? Erano in borghese? Vuol Sì, sapere? erano in borghese, sì. E la macchina era una macchina cosiddetta civetta, insomma una macchina in borghese anche questa, Sì. una macchina civile. Sì.
civile. Le macchine non sono in borghese, ci sono anche quelle indivise. Beh, Senti, e allora che fa? dovremmo Che considerare fare? un Ci borghese racconti anche un loro. pochino, perché un pochino Non l'hanno intimorito, vedi? Sono andati... No, non- scusi, ma il no, mio no, ministero, via. mi lasci parlare, mi lasci fare Per favore, perché sennò già il mio lavoro con modestia. ma qui me lo ci faccio sono fare. problemi di udito, figuratevi se Ecco. ora... Allora, proseguiamo. Senta, lei entra in questa macchina e lei gli domanda: ma cosa volete da me? O non glielo domanda? Lei glielo domanda, a loro cosa vogliono? Naturale. E loro cosa gli dicono? Io penso che glielo domandavo. E poi dopo una mezz'ora mi portarono da Carabinieri. Oh, in questa mezz'ora cosa avete detto? Cosa vi siete detti? Cosa avete fatto? In questa mezz'ora, perché lei mezz'ora gira, capisci? O no? Che si è fatto? Nulla. Siamo andati a finire a San Casciano da Carabinieri. Dopo. Sì. Quindi avete girato mezz'ora da casa sua per andare dai Carabinieri. Sì. Da casa sua ai Carabinieri quanto c'è di strada? No, ma non è fatto esercizio, sono 8 chilometri. No, ma non è fatto esercizio, sono 8 chilometri. Sì che Quanto? 8 chilometri, 8 no? chilometri. Da Montefridolfi a San Casciano. E quindi in quanto ci si arriva normalmente? Eh? In quanto tempo ci si arriva normalmente? 10 minuti. 10 minuti. Invece ci siete stati mezz'ora. O no? Ci siete stati mezz'ora. Quindi dice l'avvocato, andavate molto piano. Eh? In questa mezz'ora che cosa avete fatto? Perché se ci voleva 10 minuti per andare dai Carabinieri, perché ci avete messo mezz'ora? Non me lo ricordo perché erano tutte frasi diverse dal vero contenuto, insomma, ecco, per parte mia. Ecco, quali erano queste frasi diverse dal vero contenuto? Ecco, cioè, provi un pochino a ricordare qualche No, cosa. no. Non vuole oppure non se lo ricorda? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda, diciamo non se lo ricorda. Ma insomma, cercavano di farle dire qualche cosa. Sì, cose che non conoscevo, insomma, ecco. Su cui lei non sapeva nulla. No. E loro insistevano a che lei le conoscesse oppure no? Volevano che lei, insomma, gli Se desse no una... ci si metteva mezz'ora. Eh? Se no, non Se ci no si non ci si metteva metteva mezz'ora. Grazie. Oh, allora andiamo avanti con la sua deposizione. Dunque, lei viene interrogato, evidentemente viene portato alla stazione di San Casciano, va bene? Sì, Da questi signori con i quali avete parlato di barzellette per mezz'ora. E viene interrogato e lei fa questa dichiarazione. Voglio sapere se lei la conferma. Ricordo anche che io e Pacciani l'ho rivisto alcuni anni dopo in Mercatale, in Piazza del Popolo, poiché mi trovavo lì per effettuare dei lavori in una casa ubicata vicino alla sua abitazione. Nella circostanza ricordo che egli ebbe modo di mostrarmi una pistola. Non so ricordare se mi chiamò nel suo garage, se mi fece salire in casa o nell'occasione, né quale fosse l'occasione, che qua non capisco bene. Ricordo però di questa pistola, né posso dire da dove egli la prese, dove la ripose, né se c'erano familiari o altre persone presenti. Questo l'ha detto lei. Quindi io non capisco, è caduta dall'aria questa pistola, perché lei non vede né dove l'ha presa, né dove la ripose, né se c'erano familiari. Tant'è che, glielo dico, mi rendo conto di suscitare delle perplessità alle stesse persone con le quali lei aveva parlato prima di barzellette. Mi rendo conto di suscitare delle perplessità col mio racconto, ma io non ricordo di essere entrato in particolari discorsi con il Pacciani Pietro, tipo la caccia, le ferie, le frecce, il cibo o altro, qua non capisco bene. Poi le mostrano delle pistole, giusto? Se lo ricorda lei? Sì. Quante gliene mostrano di pistole? 4-5. Ecco, innanzitutto lei mi conferma questa circostanza che le ho detto prima io, che le ho letto? Io confermo quello che ho già firmato. Oh, cioè che lei non sa né da dove è venuta. A un certo punto lei vede Pacciani con una pistola in mano, guarda che c'ho la pistola.
o no? Sì o no? Vabbè, avvocato. Cioè, dice, a un certo punto lei ha visto il Pacciani che aveva questa pistola in mano. È vero o no? Sì. Sì. E da dove l'ha presa questa pistola? Da dove l'ha presa la pistola? Ma che ne so da dove l'ha presa? Dove l'ha messa la pistola? E che ne so io? Vabbè. Mi sembrava averlo già detto Ma prima. l'avvocato Qualcosa. glielo vuole richiedere, ha capito? Ognuno fa il suo gioco. Quando la teneva non lo so io, se la teneva a Questo, casa, se la teneva questo credo in che una non sia cassetta. purtroppo un gioco, purtroppo Come credo posso che non credere? sia un È gioco. un gioco È un processuale. gioco un po' alterato, Presidente, mi chiedo scusa. Alterato È un'alterazione. Cioè, sono le dal interazioni- caldo, forse. Presidente, Dal siamo caldo. d'accordo. Forse Vabbè. dal caldo. Un po' Dunque. alterato nei presupposti. Allora, Andiamo avanti. allora, mi scusi, a lei le sono state fatte vedere delle pistole, varie Sì, pistole, sì. giusto? Sì. Oh. Però le hanno fatto vedere, glielo dico subito, una Beretta calibro 7,65, una Bernardelli calibro 22. Lei è stato ferito, perlomeno i proiettili li conosce, no? Un revolver calibro 38, marca Astra con guanciale in legno di colore marrone, nonché una pistola Beretta calibro 22 LR. Il Castrucci ha indicato che le dimensioni della pistola potevano essere, si ricorda qua, ne disse una lei? Cosa disse? Ne indicò una. Sì, come colore. Come colore? Mi sembra come colore, è più chiara. Senta, Non lo però so. non le hanno, Io non lo so perché non ho quel verbale in mano. E poi lo diamo, Presidente. non abbiamo- lo diamo se c'è contestazione, se no lo diamo. come no? Lei si ricorda che cosa le fecero vedere? Gliela fecero vedere una scacciacani fra questi, non gliela fecero vedere. No, non capisco. Se tra le pistole che le fecero vedere ve n'era una scacciacani di quelle a salve Ah, non lo so, perché Scacciani la poteva essere anche ella. che le mostrarono, lei non sarebbe stato in grado di distinguere. No. Non mi hanno fatto vedere nulla. Le fecero vedere, Se c'era la carica, insomma, i proiettili, nulla. lei disse che forse poteva assomigliare alla pistola Astra. Si ricorda nulla? No. Non so. Poi invece al pubblico ministero dice ma forse era una pistola a tamburo. Se lo ricorda questo? La pistola a tamburo non mi sembra di averla vista. Da averla vista. Però lei al pubblico ministero ha detto che era una pistola a tamburo. Insomma, io volevo sapere se lei veramente sta pistola l'ha vista o non l'ha vista. Non mi interessa più. Grazie, signor Presidente. No, lasciamolo rispondere. Allora Non mi interessa più la domanda né la risposta. A me sì. Allora gliela faccia lei. Le vorrei far ricordare soltanto. Lei una pistola ci ha detto l'ha vista, è vero o no? La pistola, una pistola, l'ha vista, sì o no? Sì. Beh, non ho altre domande, grazie. Senta, e sempre per restare in questo campo, mica gliela fece anche prendere in mano il Pacciani. Pacciani, questa pistola, mica gliela fece anche prendere in mano. No. Qui lei la vide e basta. No. Nessun'altra domanda? Nessuna, grazie. Questa, a proposito di pistole, sarebbe in grado di riconoscerla adesso, quella pistola che vide, se gli fossero mostrate? Io no, di certo. No, di certo. No, diciamo. Può andare, signor Castrucci, può andare via, può tornare a casa. Stia attento a non cascare lì. Grazie, arrivederci.